Scatman's World. Ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo con il Venezia, Lega Pro Girone B, Venezia Bino F, i primi contro i 13esimi ragazzi, si è infortunato Francesco Deli in allenamento per 12 giorni, il porcone di Deli, vabbè però è l'unico infortunato, per fortuna una settimana di riposo e adesso ragazzi contro la Bino F in casa doveva assolutamente vincere con la squadra che è tornata bella in forma. E me li godo a cannone. Torna anche a quadro. No, a quadro c'era già in realtà. Perfetto, al posto di Stiolak però. Mettiamo, ora Filippo Lora sta migliorando Melegoni. Allora vai con il mele. Vai con il mele, perfetto. Piantina al cappone, tutti quanti, perfetto. Squadra è questa, la squadra che vince per il momento non si cambia, questo è il modulo, dobbiamo assolutamente tenere questo modulo alla grandissima. E vediamo, le squadre stanno riscaldando. Noi siamo il Venezia dei record, ragazzi. Siamo primi, 22 punti contro i 19 dell'Alto Adige. Siamo messi bene, però dobbiamo stare attenti, ragazzi, perché il campionato di Lega Pro è durissimo. Buona fortuna, ragazzi. Cominciamo col contropiede. Perché questo il contropiede giochiamo bene? Oddio. È un po' il Tina. Magari la mia è una squadra da contropiede, vediamo. Vai, ragazzi. Al Pierluigi Penzo, Venezia, Albino Leffe. Lo stadio non è ancora come voglio io, purtroppo. È uno stadio ancora deserto. Loviso, ammirati. Clemenza non riesce a prenderla. Sto provando il contropiede perché per esempio in trasferta quel contropiede ne abbiamo vinte già 3. E molto bene, vai Bianchi, vai Bianchi. Ecco, una tirata per scrosta. Mamma mia. Che brutto nome, poveretto. Minelli. Mirvo. Loviso. Ragazzi, però non possono torellare. Cioè, ragazzi, ma stanno torellando questi. Stanno torellando. Dai, raga, sveglia. Sveglia. Loviso. Loviso. Attenzione, qua c'è il gol, c'è il gol. Visto subito al 15esimo Simone Minelli. No, ma in casa siamo dei deficienti biblici. Adesso mi incazzo, però, eh. Fioi, non è possibile. Madonna, sono tutti nervosi. Devo aspettare purtroppo. Dai, raga, calma, stiamo calmi. Mi sono incazzato, mi sono fatto prendere un po' dal... Dai, Clemenza, dai, perché non è possibile prendere un gol così dall'Albino Leff che è 13esimo. Ancora errore, ma puttana trota. Stiamo giocando... Bentley, ragazzi, abbiamo anche una macchina in campo. C'è Bentley. Minelli, Giorgione, questo è il 2-0. Lo vedi subito che è il 2-0. Eccolo, gol. Mamma mia. Devo andare di offensiva, ragazzi, perché... Calma. Vai, vai Piantina, vai Piantina. Vabbè, no, ragazzi, se giochiamo così, però meritiamo la retrocessione in Serie D, per quanto mi riguarda. Primo tempo di una schifezza inaudita. Ok, ora sembra nervoso Clemenza. Allora, calma. Vabbè, 13. Molto nervoso, mamma mia, ragazzi. Ok. E anche Capone. Dai, fioi, dai. Tattiche. Squadra c'è, io non capisco sinceramente il problema di questa giornata, non comprendo proprio come si fa a perdere con l'Albino Leffe in casa, dopo che ci siamo riposati. Alto Adige perde per fortuna, però stiamo buttando via punti in casa, devastanti proprio. No, però Capone mi ha rotto i coglioni, oggi è nervoso Capone, niente da fare. Vai Marsura, la nostra stellina, anche lui è un buon giocatore ragazzi, parlo anche nella realtà.
E mettiamo anche a quadro che ammonito, lo leviamo e mettiamo Stulak. Ragazzi sveglia però, perché non ci siamo. Siamo al 59esimo, un 1-0 di una schifosità schifosissima. Lasciatemi la licenza poetica, raga. In casa non ci siamo, raga. Ma manca un pareggio, cazzo. E non riusciamo a trovare il gol. Ma, boh. Tutto per tutto. Cioè, non abbiamo fatto un'azione, ragazzi. Mi sembra un po' stracciata. Vai, Cutrone! Vai il beffone adesso! Vai, Cutrone! No, dai, vabbè. Cioè... Non ho parole. Qua non sono ste partite, però, guarda, mi girano i coglioni. Cioè, non può esistere che perdiamo una partita così con un tiro. Beh, va bene. Oh, non recuperiamo un pallone. Oggi siamo una squadra di cioccolatai. Va bene. Dai ragazzi, dai un pareggio, miseria ladra, vai Piantina, vai Piantina, il nostro Robben, vai Piantina. Ma va a cagare, Dio Cristo. No, sono furioso ragazzi, sono furioso. Finisce qua la partita, disastro puro al penzo, Clemenza. Stulak. Ma andate a fare in culo. No, è inaccettabile, inaccettabile. Inaccettabile. Inaccettabile perdere così. Potevamo andare in fuga. Guarda, abbandonati a fare in culo. Guarda, Ragazzi, silenzio riunione stampa. spogliatoio, sono furioso. Eh, nessuna preoccupazione. Non so cosa dire, però sono incazzato, devo stare calmo. Allora, appassionato. Non diciamo niente, però... Guarda, rifiuto, non rompere i coglioni. Sconfitta sociale a Maceratese, Fioresboro, se non mi sembra questi qua, cioè, veramente la meritiamo la retrocessione per 10 anni consecutivi, non lo so, guarda, veramente ho le palle girate a quadro fuori per squalifica, abbiamo 2 punti di vantaggio, però potevamo andare a 5 ragazzi, ed era perfetta, 2 sconfitte in casa consecutive, comunque 2 nelle ultime 3, non lo so, bagnato, la nostra piantina, rotta 2 settimane, polso slogato, cioè ma che sborba, polso slogato fuori 2 settimane, per il sollevamento pesi. Ma cosa ti serve il polso per sparti le pipe, cioè per farti le pipe? Ma che cazzo, ma io non lo so, cioè, veramente momento di panico questo fine ottobre, inizio novembre, ragazzi, il 2 novembre, i morti, ti pareva, cioè, l'1, che cazzo è, non è che più mi sto rincoglionendo, sono incazzato nero in questo inizio di video, dovevamo assolutamente fare 2 vittorie, bisogna le 20 milioni contro l'Albino Leffe. Prendere fa parte del passato. Non voglio, la Palloni può andare anche a fare in culo per me, per quanto mi riguarda. Mamma mia che tensione ragazzi, cioè mi sono girate le palle, ho Piantina fuori, ho Stulak via con la nazionale, cioè ho Paolo Sosa che si incazza perché praticamente Diakate l'ha giocato poco, adesso lo metto, sì, affanculo, è un giocatore importante anche, però ho preferito partire all'inizio di stagione su altri giocatori, adesso con calma Paolo Sosa non rompere i coglioni, ci te lo dico proprio con il cuore. Adesso contro la Maceratese ragazzi bisogna fare assolutamente. In realtà comunque è nazionale Stulak. Deli rientra, però non lo mettiamo. Diciamo che, eccolo qua. Piantina fuori, squalifica. Cioè, mamma mia ragazzi, allora dai, entra. Allora, aspetta un attimo. Per il momento da 3 stelle, cioè nel senso tra tutti è il meno forte, secondo lui, però adesso lo vediamo, adesso la grande occasione di dimostrare, perché io credo molto in sto giovane, anche in realtà, speriamo bene, dai. Vabbè, come siamo messi? 56 di condizione, 80, vabbè. Mettiamo però Cutrone mi ha deluso. Vai di Ivan il terribile. E andiamo a spaccare i culi. No, questa fede bisogna vincere a tutti i costi, eh.
Non ci sono ne sai, prendiamo gol fortissimi. Adesso vediamo. Ovviamente allenamenti siamo pronti. Andrà tutto bene. Vai, ho scelto la formazione migliore per la vittoria. Contropiede. Dopo l'1-0 con l'Albino Leffe non l'ho proprio capito, ragazzi. Sono quelle partite, boh. Vediamo senza piantina, ragazzi. Un'assenza pesantissima, perché è il migliore della rosa. Catroia. Dai Capone, vai deve essere in cattedra out. Attenzione Domizi, sembrava verso la porta, cazzo. Adesso prendiamo il no, ma prendiamo il contropiede noi. Gol gol. Ah bene, molto bravi. Bravi ragazzi, molto molto bene. Ci stanno in bestia, fioi. Momento difficilissimo. Incoraggiamoli per il momento. Sembra frustrato. Puttana troia. Momento veramente difficile per il Venezia Calcio. Vai al Capone. Vai Al, svegliamoci dal torpore. Ma va a cagare, ma che cazzo tiriamo da fuori da centrocampo quasi? Ma sveglia, dai, fioi. Ma, cioè, non lo so. Garofalo, sveglia, fioi, sveglia. Niente, no. La prendono, non corriamo più, non corriamo più. Ah, adesso gli do allenamento a cannone, non mi interessa, devono svegliarsi sti figli di puttana. Bravo da Cate, dai. Niente, ancora la perdiamo, Cristo santo. Penso un allenatore veneziano, è chiaro che mi sta a cuore la mia squadra, sto giocando con la squadra della mia città. Dai, Fofana, vara il Fof. No, vabbè. No, non ho parole, cosa ha fatto Fofana? Cioè, Fofana è riuscito a perdere un contrasto che, tipo, non so, come meno di 3 anni lo portava a casa. Va bene. Bisogna cominciare a pensare anche a un altro modulo allora, perché non lo so, non capisco questa involuzione che sembra però fisica, perché corriamo poco per il momento. Capone, tira una mina, Capone! Guarda che miracolo del portiere, l'ha bloccata addirittura. Dai, fai un po' di pressione a sti stronzi della Maceratese, con tutto rispetto. Vai Vanone, spac... No vabbè, no, cioè fece uno script contro i tiri normali, perché non lo so. Stiamo tirando peggio del, non so, di Mesbah, Constant e tutta la zavorra del Milan di qualche anno fa. Beh, sbagliato anche questo. Mi stanno girando i coglioni in maniera biblica. Niente, fanno quello che vogliono. Mamma mia. Partita oscena anche adesso, anche oggi. Mamma mia, ragazzi. Sì, adesso però ragazzi bisogna attaccare anche tanto, eh. Allora. Niente, malissimo. 6,80 però è stanco. Chi mettiamo al posto di Tortore? Non abbiamo nessuno. Devo tenerlo in campo per forza. Allora vai. Mettiamo Cutrone, Ivan impalpabile, ha fatto dei tiri veramente da scandalo del calcio. E Francesco Deli per un clemenza veramente, veramente negativo oggi. Diciamo che anche Deli non sta benissimo, però. Clemenza mi ha fatto tanti errori, Clemenza. Tanti errori per Clemenza. Vai Domizi, dai ragazzi, vai Cutrone, vai Fioi. Siamo un po' in emergenza, siamo in difficoltà, ma è qua che si vede la grande squadra. Ma perché non giochiamo più sulle fasce, ragazzi? Ma cioè, il nostro gioco è sulle fasce. Bisogna esaltare Cutrone con gioco sulle fasce. No, niente. Ma per vie centrali. Mamma, no, Fioi. Disastro devastante. Almeno un punto, ma almeno un cazzosissimo punto. Beh. Io non capisco questa involuzione, queste due partite. Dai, ancora alle per vie centrali. Finalmente vai Garofalo e vaffanculo. 1-1. Così si gioca sulle fasce. E sulle fasce si vincono le partite. Bravo Garofalo, bravo Cutrone.
Adesso andiamo a vincere sta partita. Abbiamo un quarto d'ora. Abbiamo un cazzosissimo quarto d'ora per portarla a casa. Adesso non voglio neanche vederli in area nostra. Non voglio neanche vederli per cortesia. Vai Capone. Vai Al. Voglio la reazione. Voglio la reazione. Vai Capone, va. Ma basta con questi tiri da fuori. Oh, ma abbiamo... non gioco... allora, passate la palla. Non inventate... Cioè, abbiamo una tattica rigorosa e loro fanno quel cazzo che vogliono. Non mi ascoltano già più sti stronzi. Sentono già fenomeni. Vai Garofalo. Salvami tu, Cutrone! Ancora l'asse, Garofalo, Cutrone! Sulle fasce. Sporo che vuol tanto, è andato in... Ci vuole tanto per fare queste azioni. Fanculo, va. Sporo, questo è il mio gioco, è così che l'ho progettato. Non posso giocarmi per vie centrali con tiri da fuori che non servono a un cazzo, che non abbiamo i giocatori poi. Oddio. Yes! 2-1 pesante. Meno male, ragazzi, abbiamo giocato male. Ci è salvato Garofalo, Cutrone, che vado ad elogiare tutti e due. Garofalo è un giocatore fondamentale anche per il Venezia nella realtà, quindi non mi sorprende. Il Parma, mamma mia, il Parma retrocede in D, eh. Allora, Cutrone. Allora, giocatore, complimenti per l'ultima partita entrata, ha fatto il suo dovere, bravo, bravissimo Cutrone. E dopo andiamo da Garofali, vedi, fondamentale. Allora, giocatore, complimenti per l'ultima partita. Perfetto, perfetto. Molto bene, Venezia ha 22 punti, 3 punti sul Mantova. Anche l'Alto Adige sta scendendo parecchio. Sì, speravo che il suo ingresso, ok. È l'essenza del calcio, gol di Cutrone che rimonta, sono felice, ci è voluto un po' per entrare in partita, ma ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Contro San Benedettese che è terza, match fondamentale, ancora in casa da vincere, cercare di non perdere un'altra partita in casa contro la terza. Hanno esonerato Gigione e Apolloni. Provo simpatia, la separazione tra Pellone non sa mai commentare. Quindi pensi a Luigi Di Biagio, il modo in cui lui ha detto Cristian Capone nazionale. Ah, ok, Capone nazionale, bene. Sono sempre felice dei giocatori del Venezia nazionale, assolutamente, perché me li valorizzano, anche se in prestito, ma ce li compriamo, se andiamo in Serie B, non, lo so già come fare, non è un problema. Ok, no, no comment sulla San Benedettese. Quarta adesso, perché comunque noi ho scelto di partecipare perché preferisco giocare attaccato, però non posso giocare senza 7-8 uomini, ragazzi, praticamente vuol dire giocare con i morti. Vai Fio, adesso voglio i 3 punti con la San Benedettese per staccare tutti. Vediamo, con una partita in più, mamma mia, ecco, andare a 28 vai a più 6. Stiamo zitti, però l'occasione è veramente devastante. No, anche se perdiamo, comunque siamo primi. Ok, Cutrone lo rimettiamo, Ivanone, però... Riposo per... Allora, vediamo come sta Piantina. La nostra Piantina è tornata, e godo. Stulak, ok, sono tornati tutti. Allora, Capone in condizioni disperate, allora lo cazziamo qua. Anzi, sì, è l'unica. Poi mettiamo Piantina rientra. La Piantina sta salendo come un porco. Questo è il merito degli allenamenti cumediari. E godo. Allora, poi abbiamo Clemè, tutti nazi, però non mi possono mandare tutti i nazionali, ok, sono contento, è bellissimo, quello che vuoi, però che sboro, sono morti. Sono morti i giocatori, no? Filippo Melegoni, il Mele. Sono tutti stanchi, che cazzo. Filippo Lora, ma anche là... Scemo perdere, scemo perdere. Mi tocca giocare con questi due. Bianchi è morto, benissimo. E allora mettiamo Marco Modolo, pensa a te, cioè che è fuori ritmo partita. Sarà pericolosissima questa, eh. Vabbè, sarà durissima ragazzi, vado di contropiede perché ho paura sinceramente di far figuraccia, abbiamo tanti giocatori fuori, dopo arrivano morti purtroppo. Però se abbiamo giocatori della nazionale vuol dire che anche abbiamo giocatori forti, quindi alla fine... Eh...
andate in campo con calma, rilassati, nel senso, nessuna pressione. Non voglio dare pressione ai giocatori per questa partita, speriamo sia la scelta giusta. Visto che siamo in casa, ne ha perse 2. Non voglio... Non voglio stressare sti giovani, perché sono giovani, sono ragazzi. Vai Garofalo. E c'è il gol, mamma mia l'asse, però anche Garofalo Cutrone, mamma mia. Bravi Fioi, 3 minuti siamo in vantaggio. Domizzi. Vai, vai Filippone Lora, vai Lora. A quadro. Tortori. Vai Cutrone. Bravissimo Cutrone, mamma mia, ed è gol! Diacate! Boom boom! Venezia 2, siamo nel tese 0. Occhio. Stiamo attenti ragazzi, non fatemi incazzare come con l'Albino Lef, Però comunque l'incazzatura che ho dato alla squadra dopo la sconfitta ha dato i suoi frutti e sono contento per questo. Lulli. Occhio Fioi, troppo... Quando tengono pecco, qua... bravissimo Diacate. Dai che si vuole conquistare il posto. Sosa rotti i coglioni, l'abbiamo messo, gol e belle prestazioni. Vai Piantina, con calma, li facciamo giocare tutti. È che Sosa è un po' pesante, madonna. Vai Piantina. Torna al gol Piantina, no. Piantina non è nel suo momento di massimo splendore. Comunque più girellina, penso. Vai. Dai ragazzi. Vai Pippolora, me lo godo Pippone. Bravissimo, vai Cutrone, vai Cutrone. Ah, palo esterno, va bene, ci siamo. Che lo stadio è veramente vuoto, cazzo. Mi dispiace perché Venezia è sempre pubblico caldo, cazzo. Vai Cutrone. Mamma, buono, buono, buono. Stiamo dominando la San Manedettese. E a me piace dominare. Dobbiamo riuscire a creare lo staff con, cioè, tipo Cutrone, staff preferito il Comendone, Piantina lo stesso. Più giocatori riusciamo a ottenere, insomma, il suo status qua, meglio è. Dopo vogliono stare da noi, capito, in B. È già il campionato che conta in B. Vai Piantina. Vai Piantina, vai il nostro Robben. Bello. Boom! E anche Tortoli, Loris. Tortoli. Very godo. Very, very godo. Sono molto felice. Il contropiede sta funzionando perfettamente. Niente, quell'albino Lef è stato forse un caso. Però non va bene, ragazzi, perché comunque noi siamo tra i favoriti sicuramente per andare in Serie B. Dobbiamo arrivare primi, dobbiamo cercare di chiudere la pratica il prima possibile per non avere problemi, per passare ai playoff. Lo sappiamo che i playoff sono una difficoltà immensa, cioè basta una partita sbagliata e ciao, sei fuori. Vai Filippone. Bravissimo. Vai Tortori. Buono. Molto bene. Vai Garofalo. Mamma mia quanto me lo godo Garofalo. Boom! E ancora l'asse. Garo Cutro. 4-0 signori. Quando il Venezia gioca così fa paura, però, Allora, qualche cambio per far riposare. Allora, facciamo riposare Piantina. Ed entra Marsura. E ok. Poi. Dare un po' di turnover e dare un po'... Allora, vediamo. Quelli che giocano meno, allora abbiamo... Popescu per Garofalo. Ok. E ci spariamo anche Maloma l'82%. Bianchi, vabbè, adesso torna, Deli. Mettiamo Ivano per Fofana. Ok, perfetto. Anche se si rompe uno che so chiami in 10, ormai la partita è vinta, quindi siamo tranquilli.
possiamo permetterci di fare un po' di turnover per dare anche ritmo partita a chi gioca meno. I terzini per esempio giocano pochissimo perché Garofalo è fondamentale, in fase offensiva Fofana per il momento non sta sbagliando niente, è tranquillissimo, alla grandissima proprio. Dai fioi, dai. Occhio. Bella, cazzo. Mamma mia che gol. Complimenti a Francesco Bonfigliolo. Bonfiglio, scusi, Bonfigliolo, ciao. Purtroppo abbiamo preso il golletto, mi dispiace, però vabbè, insomma, dai, sono comunque tranquillo, non possiamo, se prendiamo 3 gol in 20 minuti veramente spacco fuori tutto, eh. E un solo grido si alzerà, Forza Venezia, la 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 la, e con il Cume la Serie B è una possibilità molto vicina. Scusate raga, sono i momenti comendiani, la stanchezza lavorativa. Vai Marsura. Va bene, va bene. No, andiamo a casa però, adesso andiamo a casetta. Vai Domizzi che batte però così un po' mi fa strano. Sì, che ho messo tutti i tiratori, si vede che proprio sono tutti usciti, cazzo. Fallo, questo è rosso, guarda, se non dà il rosso è veramente una beffa contro il Cume, il beffoide comendiano. L'avevo vista subito, era un intervento da macellaio di Crescenzo. Ma sì, adesso Domizzi ci fa l'assist, me lo sento. Gol di Tortoli. No, peccato. Dai, andiamo a casina tranquilli e belli e meravigliosi. Facchin. Al rinvio il facchino. Dai, che è finito. Dai, andiamo a casa. Marini, l'arbitro Marini. Bravo Cutrone, bella sponda. Autosponda di Cutrone, ma si va a vincere 4-1. Si vola più 6 ragazzi, dalla rabbia alla gioia veramente. Prima partita un disastro. Seconda, proprio mancavano 10 quarto d'ora, era un altro disastro. Ma adesso c'è un più 6 sul Bassano. E questo Venezia fa faville. Noi continuiamo. Ok, contento. Anche lui se lo merita perché ha giocato bene. Oddio, ecco, questo non vuole ste robe. Questo è il classico stronzo che odio. Sono i classici giocatori. Ah, non puoi dirgli che è stato bravo perché lui è più bravo. Ma va a cagare. Ecco. Ok. Oggi la risorsa è stato il suo primo gol in campionato. È stato di fondamentale importanza. Può essere il titolo definitivo. Mi piacerebbe, sì. Garofalo è un giocatore straordinario. E infatti, aspetta un attimo, anche Garofalo, perché Garofalo è già no, sì, sono tranquillo con Garofalo. Buono raga, un saluto dal comandone veneziano, stiamo giocando benissimo, siamo partiti malissimo per la prima partita più gli 80 e 75 minuti della seconda, ma poi il riscatto comendiano. Raga, alla prossima, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!